Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, notizie e informazioni dal Friuli Venezia Giulia con le ultimissime per quanto riguarda quello accaduto come detto dalle nostre parti. Partiamo subito con un infortunio sul lavoro, un operaio di 21 anni di Ragogna ricoverato in terapia intensiva a Udine in seguito a un incidente sul lavoro accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in un'azienda di Maiano. Per causa in corso di accertamento da parte dei tecnici dell'azienda sanitaria, il giovane è stato schiacciato da un'anta di un container porta rifiuti che si è improvvisamente sganciata. L'operaio, subito soccorso dai colleghi, ha riportato una gravissima lesione alla testa, per la quale è stato dapprima trasferito al pronto soccorso di San Daniele e quindi d'urgenza all'ospedale di Udine. Si trova in prognosi riservata. E adesso cambiamo argomento, parliamo di Guardia di Finanza, importanti novità per quanto riguarda un'operazione in corso al servizio. Creata dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, un'organizzazione criminale dedita all'acquisizione illecita di dati e informazioni personali di migliaia di ignari cittadini. Le informazioni, indebitamente utilizzate per proporre la vendita porta a porta di opere d'arte, eseguite numerose perquisizioni in Campania e in Lombardia, nell'ambito di un'articolata e innovativa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale hanno concluso un'importante operazione sgominando un'organizzazione dedita al traffico illecito di dati personali profilati appartenenti a numerosi ed ignari cittadini italiani. Solo in Friuli sono oltre 250 le persone a cui sono stati rubati dati personali. Di questi almeno 100 risiedono in provincia di Udine. Ulteriori indagini in corso. Torniamo in studio, cambiamo decisamente argomento, stiamo però per quanto riguarda la cronaca. Aveva nel Troili 3 involucri avvolti in nastro da imballaggio contenenti complessivamente 262,24 grammi di cocaina. Per questa ragione un uomo di 40 anni pregiudicato è stato arrestato dalla mobile di Trieste al suo arrivo alla stazione centrale del capoluogo Giuliano e trasferito a Udine a disposizione del pubblico ministero. L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi, ma la notizia è stata diffusa soltanto nella mattinata odierna, precisando che gli agenti erano impegnati in un'operazione di controllo del territorio e controllando i viaggiatori del treno Frecciarossa 9480 proveniente da Roma Termini giunto alle 21:55 hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto che tentava di defilarsi per evitare di essere fermato. Accompagnato negli uffici e sottoposto a una perquisizione è stata trovata la sostanza stupefacente. Adesso andiamo a Monfalcone per quanto riguarda la polizia locale. Si celebra oggi la 13ª giornata regionale della polizia locale organizzata dalla regione Friuli Venezia Giulia e dal comune di Monfalcone in concomitanza con la ricorrenza di San Sebastiano. Resi gli onori ai gonfaloni della città di Trieste, decorato di medaglia d'oro al valor militare, e della città di Monfalcone, decorato di medaglia d'argento al valor militare. A Monfalcone la polizia locale svolge un ruolo determinante per la città, una città complessa in cui abbiamo messo in atto una moltitudine di azioni per garantire il decoro e la sicurezza, ha dichiarato il sindaco. La nostra polizia locale effettua i controlli per la sicurezza del territorio occupandosi non solo di codice della strada e rilievo sinistri, ma spaziando a interventi per la tutela complessiva dei monfalconesi e per la corretta concorrenza tra le imprese, ha concluso il sindaco Cisint nella nota. Andiamo a chiudere con Cividale del Friuli, importanti novità anche da queste parti, perché il Palazzo Municipale della città ducale inaugura il nuovo ascensore. In funzione da oggi la struttura è stata realizzata in questi ultimi mesi dal settore lavori pubblici del comune grazie ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche interne. Il palazzo risale al 1286.
Nel corso degli anni l'edificio ha subito profondi rifacimenti fino al più recente intervento, nella seconda metà degli anni 60, a firma dell'architetto Avon, che in aderenza alla loggia municipale di epoca medievale progettò un nuovo edificio di 3 piani, oltre allo scantinato, che oggi ospita gli uffici del sindaco, segretario, assessori, nonché servizi comunali. E con questa notizia chiudiamo qui per quanto riguarda questa pagina Flash Live. Non resta che augurare a tutti voi innanzitutto un buon pranzo vista l'ora e soprattutto una buona giornata. E vi ricordo ancora che le ulteriori news le potete seguire sul nostro sito friulitv.net. Noi ci sentiamo più tardi con uno speciale Friuli TV dedicato al mondo del multimedialità. Alla prossima. Claudine, locale per piatti fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.